Obbligo di vaccinazione per i bambini in età scolare. A 20 giorni dal rientro in classe si cerca di dipanare il disorientamento delle famiglie dei bimbi ancora scoperti. Nell'ULSS 2 sono circa il 5% del totale. Azienda sanitaria pronta a sedute straordinarie, calendario vaccinale ormai approntato. Nel momento in cui ci sarà necessità e noi lo verremo a conoscenza, noi siamo in grado di fornire quanto ci viene richiesto e soprattutto la somministrazione dei vaccini, così come abbiamo sempre fatto con il massimo impegno. Ma il principale obiettivo dell'ULSS, dice il direttore sanitario, è convincere gli scettici a fidarsi dei vaccini. Siamo anche pronti, come azienda sanitaria, ad incontrare le eventuali famiglie che avessero dei dubbi, che avessero riscontrato in questo periodo qualche perplessità. In campo è sceso anche il comune di Treviso, che ha indetto per la settimana prossima un vertice con i dirigenti scolastici e gli addetti delle scuole materne. Ho pensato di fissare un incontro per il 29 in modo tale proprio da uniformare la comunicazione per venire incontro alle famiglie. Verranno spiegati gli step che le famiglie dovranno compiere, ma chi non volesse vaccinare i propri bambini, che alternativa avrà? Tenerli a casa? Ma no, ci mancherebbe altro. Non devono tenerli a casa, devono però tener conto che loro hanno la responsabilità di tutelare la salute dei loro figli.